La ricorrenza di San Pietro nel rione Scogli a Chiavari è occasione ogni anno per rinnovare la memoria di una fetta di storia della città e al tempo stesso radunare un numero significativo di volontari che animano la festa. Quest'anno è concisa anche con la prima uscita ufficiale del nuovo presidente dell'Associazione Pro Scogli, Mauro Barabino. Anche oggi l'aspetto della festa, che era al cuore, oggi è stata veramente bella e suggestiva. Il mare ci ha aiutato, le barche c'erano tutte, quindi è stata veramente una bellissima festa. Sono molto soddisfatto, sono soprattutto soddisfatto di come hanno lavorato i soci per la parte, diciamo, meno formale ma più sostanziale, ecco. La storia del rione Scogli è indissolubilmente legata al mare. In questo quartiere del comune di Chiavari sono stati costruiti velieri che hanno solcato i mari di tutto il mondo. Dal mare hanno tratto una fonte di sostentamento attraverso la pesca molti degli abitanti di questa porzione del territorio che trova il suo ideale centro nella celebre piazzetta dei pescatori. Tanti ricordi legati a questa festa e a questo quartiere anche del sindaco Marco Di Capua. Mi sono venuti in mente i 17 anni che ho passato sul Golfo del Paglio, su vari armi, Lavagna, Sesti Levante e Chiavari, e soprattutto i ricordi del 2002 quando abbiamo vinto il Palio Remiero, l'unico palio che ha vinto la città di Chiavari. Però anche il ricordo di Giulio Gritta mi ha fatto venire in mente bambino quando mio papà, che costruiva gozzi a Lavagna in porto, maestro d'ascia, tutti i gozzi con la vela latina venivano armati da Giulio Gritta, un grande uomo di mare, un grande velista, un grande pescatore che incarna pienamente il valore e la tradizione marinara del quartiere degli Scogli. Nel giorno della festa è arrivata anche una prima indicativa risposta ad una richiesta che l'Associazione Pro Scogli ha mosso al sindaco. Chiede in questo quartiere una sede che verrà data dal comune di Chiavari non appena chi costruisce i palazzi qui dove c'era il cantiere consegnerà le opere pubbliche al comune di Chiavari, presumibilmente entro l'estate prossima.